Eder. Mech. Pallister. Sebastiano Visintin ricostruiva la propria giornata riferendo che, dopo aver affilato i coltelli all'interno del suo egregio studio laboratorio, aveva effettuato un giro in bicicletta in centro. Indicativamente dalle ore 12 alle ore 13:30 circa, tale giro era iniziato dal proprio egregio studio laboratorio di via Donadoni, nel quale, lo stesso, custodiva la bicicletta. Il giro, poi, terminava a casa sua in via Verrocchio. Il Visintin, durante la propria escursione, non indicava il tragitto preciso che aveva effettuato durante il proprio giro in bicicletta, ma ci forniva il video che lo stesso affermava di aver registrato il giorno 14 dicembre 2021, durante il predetto giro. Effettuavamo un incrocio tra le celle agganciate dal telefono del Visintin nell'arco temporale del proprio giro in bicicletta. Dati verificati dal tabulato telefonico del numero 87 77 77 intestato ed in uso all'uomo, e quanto accertato dalla visione del video acquisiti in sede di informazioni testimoniali. Così ricostruendo gran parte del tragitto effettuato dall'uomo. Video GH010449. Video iniziato a registrare alle ore 12:16 minuti e 24 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 28 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Piazza Perugino, via delle Sette Fontane, largo Sidney Sonnino, viale D'Annunzio. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso, si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 12:17 minuti e 51 secondi. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Matteotti 30 delle ore 12:10 minuti e 48 secondi del 14 dicembre 2021. Compatibile con la posizione del suo studio. Video GH010450. Video iniziato a registrare alle ore 12:19 minuti e 08 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 2 minuti e 35 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Viale D'Annunzio, piazza Garibaldi, via Oriani, largo Barriera Vecchia, via Carducci, Ponte della Fabra, piazza Goldoni. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso, si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 12, 21 e 43. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Matteotti 30 delle ore 12:10 minuti e 48 secondi del 14 dicembre 2021. Compatibile con la posizione del suo studio. Video CH010451. Video iniziato a registrare alle ore 12:22 minuti e 1 secondo del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 5 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Via Mazzini, via della Cassa di Risparmio, piazza della Borsa. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso, si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 12, 23 e 6. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Matteotti 30 delle ore 12:10, 48 del 14 dicembre 2021, compatibile con la posizione del suo studio. Video CH010452. Video iniziato a registrare alle ore 12:25 minuti e 21 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 4 minuti e 37 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Piazza della Borsa, via del Teatro, passo di piazza Antonio Fonda Savio, piazza Unità d'Italia, piazza Piccola, largo dei Granatieri, via dei Rettori, via delle Ombrelle, via delle Beccherie. Passo della Portizza, piazza della Borsa. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso, si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 12:29 minuti e 57 secondi. Giova precisare che durante la visione del video, nello specifico al minuto 2:02, orario calcolato 12:27-23, viene inquadrato il Palazzo del Comune di Trieste in piazza Unità d'Italia. Sul palazzo è presente l'orologio che indica l'orario delle 12:25 circa. La stessa situazione si verifica anche al minuto 04:07 del video, orario calcolato 12:29-28, quando viene inquadrato il Palazzo della Camera di Commercio di Trieste in piazza della Borsa. Anche su questo palazzo è presente un orologio che indica le ore 12:30 circa.
L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Matteotti 30 delle ore 12:10:48 del 14 dicembre 2021, mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di via Armando Diaz 2 delle ore 12:31:17 del 14 dicembre 2021. Visto che la prima cella utile è agganciata dopo l'orario di fine video, è quella di via Armando Diaz 2 sopra menzionata. Non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono del Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate, ma è presumibile, però, considerare che stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. Video GH010453 video iniziato a registrare alle ore 12:37 minuti e 1 secondo del 14 dicembre 2021, della durata di 2 minuti e 22 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Campo del Belvedere, via Udine, via Barbariga, via dei Saltuari, via Stock. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 12:39 minuti e 23 secondi. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Armando Diaz 2 12:31:17 del 14 dicembre 2021, mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di via San Primo delle ore 12:47 minuti e 21 secondi del 14 dicembre 2021. Visto che la prima cella utile è agganciata dopo l'orario di fine video, è quella di via San Primo. Non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono di Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate, ma è presumibile, però, considerare che l'uomo stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. Video GH010455 video iniziato a registrare alle ore 13:02 minuti e 28 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 37 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Via Bonomea nei pressi del ponte ferroviario presente nella parte alta della strada, zona Villa Bonomo. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:04 minuti e 05 secondi. Il telefono del Visintin alle ore 13:03 minuti e 25 secondi del 14 dicembre 2021 aggancia la cella di via Bonomea, cella compatibile con la zona mostrata dal video. Video Go10456 video iniziato a registrare alle ore 13:04 minuti e 18 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 1 minuto e 32 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Strada Nuova Peropicina, Strada Nuova Peropicina area Campeggio Obelisco, sentiero che dal Campeggio Obelisco va in direzione della zona di Conconello. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:05 e 49. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Bonomea delle ore 13:03:25 del 14 dicembre 2021, mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di via Marziale 4 13:19 minuti e 50 secondi del 14 dicembre 2021. Visto che la prima cella utile è agganciata dopo l'orario di fine video, è quella di via Marziale 4. Non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono del Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate, ma è presumibile, però, considerare che l'uomo stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. Video GH010458 video iniziato a registrare alle ore 13:10 minuti e 20 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 5 minuti e 52 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Sentiero che dal Campeggio Obelisco va in direzione della zona di Conconello, via della Bella Vista. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:16 minuti e 36 secondi. Durante il video si sente la voce del Visintin che scambia qualche parola con delle persone sul sentiero che sta percorrendo, generico scambio di convenevoli. Come in precedenza, l'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via Bonomea delle ore 13:03:25 del 14 dicembre 2021,
mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di via Marchesetti 21 delle ore 13:19 minuti e 50 secondi del 14 dicembre 2021. Visto che la prima cella utile agganciata dopo l'orario di fine video è quella di via Marchesetti 21. Non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono del Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate, ma è presumibile, però, considerare che stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. Video CH010459 video iniziato a registrare alle ore 13:16 minuti e 28 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 3 minuti e 51 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Via della Bellavista sentiero che dalla zona di Conconello porta alla zona della Cava Faccanoni Parco Globowiner di Padriciano. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13, 20 e 19. Il telefono del Visintin alle ore 13:19 minuti e 50 secondi del 14 dicembre 2021 aggancia la cella di via Marchesetti 21, cella compatibile con la zona mostrata dal video. Video CH010460 video iniziato a registrare alle ore 13:21 minuti e 03 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 6 minuti e 43 secondi, in cui venne ripreso il seguente percorso. Sentiero che dalla zona di Conconello porta in direzione della Cava della Faccanoni Parco Globowiner di Padriciano. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13, 27 e 46. Giova precisare che al minuto 05 e 57 si vede il Visintin scendere dalla bici e parlare rivolto alla telecamera. L'uomo, che è vestito con una giacca a quadri bianca e nera, sotto la giacca indossa una maglia giallo fluo, pantaloni jeans, scarpe ginniche marroni, occhiali da sole neri, cappello tipo coppola di colore grigio scuro ed un paio di guanti color arancio. Il Visintin, rivolgendosi alla telecamera, parla del sentiero che sta percorrendo. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi, si passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. L'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via De Marchesetti delle ore 13:19:50 del 14 dicembre 2021, mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di località Basovizza delle 13:38 minuti e 32 secondi del 14 dicembre 2021. Visto che la prima cella utile agganciata dopo l'orario di fine video è quella di località Basovizza, non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono del Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate, ma è presumibile, però, considerare che l'uomo stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. Video CH010461 video iniziato a registrare alle ore 13:28 minuti e 02 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 2 minuti e 22 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Sentiero che dalla zona di Conconello porta in direzione della Cava della Faccanoni Parco Globowiner di Padriciano. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:30 minuti e 24 secondi. Durante il video si sente la voce del Visintin spiegare cosa si vede dal panorama inquadrato dalla telecamera. Come in precedenza, l'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin,
prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via De Marchesetti delle ore 13:19:50 del 14 dicembre 2021, mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di località Basovizza delle 13:38 minuti e 32 secondi del 14 dicembre 2021. Visto che la prima cella utile è agganciata dopo l'orario di fine video, è quella di località Basovizza. Non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono del Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate, ma è presumibile, però, considerare che l'uomo stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. Video GH010462 video iniziato a registrare alle ore 13:30 minuti e 29 secondi del 14 dicembre 2021, della durata di 2 minuti e 39 secondi, in cui viene ripreso il seguente percorso. Sentiero che dalla zona di Conconello porta in direzione della cava della Faccanoni Parco Globo Winner di Padriciano. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:30 minuti e 24 secondi. Conoscendo l'orario di inizio registrazione del video e la durata dello stesso si calcolava l'orario di fine registrazione, ossia 13:33 minuti e 08 secondi. Durante il video si sente la voce del Visintin parlare del tragitto che sta percorrendo. Come in precedenza, l'ultima cella agganciata dal telefono del Visintin, prima dell'orario di inizio registrazione del video, è quella di via De Marchesetti delle ore 13:19:50 del 14 dicembre 2021, mentre la prima che aggancia successivamente all'orario di fine del video è quella di località Basovizza delle 13:38 minuti e 32 secondi del 14 dicembre 2021. Visto che la prima cella utile è agganciata dopo l'orario di fine video, è quella di località Basovizza. Non è possibile stabilire dove si trovasse il telefono del Visintin nell'arco temporale che intercorre tra le due celle agganciate, ma è presumibile, però, considerare che l'uomo stesse percorrendo il tragitto che è mostrato dal video. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.